riprendiamo col ciclo di conferenze sulla matematica e ci aspetta, come avrete già visto dal programma ormai che avete imparato a memoria, degli impegnativi incontri. Abbiamo questa sera qui con noi il professor Carlo Minnaia dell'Università di Padova, che mi consentirà di definirlo così per gioco un matematico per necessità, in quanto in realtà era appassionato di astronomia, ma non potendo studiare la materia che preferiva, ha deciso di andare a studiare matematica alla normale. È una scelta che facciamo tutti quotidianamente. Questa sera ci parlerà delle idee fondamentali della matematica, dalla nascita all'evoluzione e sviluppo, quindi ci occuperemo anche un po' di storia questa sera. Prego professore. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio il Circolo Galileo che mi dà l'occasione di venire in un posto che conoscevo soltanto attraverso il nome di Giuseppe Berto e attraverso il nome di uscita dell'autostrada. Non c'ero mai stato e sono molto contento di trovarmi questa sera. Il titolo che voi vedete in realtà potrebbe voler dire tutto, si dovrebbe cominciare dalla preistoria e finire alle ultimissime. Quello che cercheremo di dire è un certo sviluppo storico di alcune idee fondamentali. Probabilmente idee fondamentali non tutti hanno l'idea che la parola funzione sia un fatto fondamentale oppure la parola struttura sia un fatto fondamentale o il concetto di insieme sia un fatto fondamentale. Eppure questi hanno in maniera più o meno rozza, più o meno evoluta, sono stati quelli che hanno condotto la matematica fino al punto di adesso. Ecco, ci si potrebbe chiedere quando è che comincia la civiltà umana. Scusate, ci vedete da laggiù con questo tipo di formato di caratteri? E anche con la luce? Va bene così. Allora, l'Homo neanderthalensis, vedete, di circa 120.000 anni fa, le ere geologiche sono di decine e centinaia di migliaia di anni, e a quell'epoca lì ha un articolato rudimentale di un linguaggio, questo lo si vede dalla mascella, ecco, e qui ci sono i primi insediamenti umani che si possono considerare dell'Homo neanderthalensis. Si fa terminare con circa il 35.000 a.C. il periodo paleolitico, cioè dell'età della pietra vecchia, e ci si chiede se l'uomo sa anche contare, è capace di costruire, è capace di tagliare delle pelli per farsi i propri indumenti, è capace di scaldarsi, sa costruire delle rudimentalissime capanne. C'è da chiedersi se sa anche contare. Vedete, e noi di solito ai bambini insegniamo a contare 1, 2, 3, 4, 5 sulle dita della mano. Poi quando esauriamo entrambe le mani, generalmente ricominciamo dalla prima. Ecco, invece qui vedete un disegno di un selvaggio, per così dire, civilissimo anche lui per la sua epoca e per il suo territorio, di un braccio di mare tra l'Australia e la Nuova Guinea, in cui vedete che ha vari punti del corpo su cui conta, e lì addirittura conta fino a 33, quindi ha un modo di toccarsi per indicare già alcune decine di numeri. Ecco, quando si dice ai bambini insegniamo due cose fondamentali, che ci sono i numeri cardinali, che sembrano proprio il cardine, cioè il fatto fondamentale, e i numeri ordinali. I cardinali dicono quanti elementi ci sono, gli ordinali dicono in che posto della fila sono i numeri, quando sono degli elementi, quando noi li mettiamo in fila. Questa seconda cosa, che potrebbe sembrare meno importante, è invece quella che è fondamentale, perché se io vi chiedessi di dire quanti sono i punti che stanno sulla sinistra, voi direste non sono capace di vederli a colpo, però li so contare se li metto in fila. Quindi il numero ordinale è proprio quello che viene in supporto alla quantità,
La quantità riesco a toccarla soltanto se riesco a toccare un posto in una fila. Ci sono alcuni animali che contano. Ecco, contare vuole dire distinguere fino a 4. Ecco, a volte chi ha gatti con grandi cucciolate si accorge che a volte la mamma gatta non li sa riconoscere tutti e 7, qualcuno se ne dimentica se deve trasportarli. Fino a 5 pare di sì, li sa sempre tutti. L'esperimento fatto con il corvo è un grazioso aneddoto. Un corvo stava in una torre di un castello, quando arrivava un soldato scappava, quando il soldato veniva via ritornava. Fu fatta la prova, arriva un soldato, scappa, arriva un secondo soldato, il primo soldato va via anche il secondo, il corvo ritorna. Fatto la prova con 3 soldati arrivano uno dopo l'altro, il corvo se ne va col primo, e escono i 3 soldati uno dopo l'altro, dopo l'uscita del terzo il corvo ritorna. Ancora con 4, lui ritorna sempre dopo l'uscita del quarto, ancora con 5, ritorna dopo l'uscita del quinto. Quando se ne fanno entrare 6 e ne escono 5, il corvo ritorna e va probabilmente in padella, ma il fatto è che non è riuscito a contare che ne mancava ancora uno che doveva uscire. Quindi più o meno fino a 5 certi animali riescono a contare. Allora, per contare c'è bisogno in qualche modo di scrivere dei numeri. Allora, il primo esempio di effettiva numerazione si può considerare attorno al 25.000 o 30.000 avanti Cristo, perché è stato trovato un osso di lupo su cui sono incise delle tacche, con una tacca più profonda ogni 5. Quindi non sono casuali, proprio sono gruppi di 5 tacche separate un gruppo dall'altro. 55 tacche divise in 2 serie e tutte in gruppi di 5. Sembrerebbe che questa sia la prima numerazione. Significa 25.000, 30.000 anni prima di Cristo si ha il primo esempio di numerazione. Ecco, qui quello che riuscite a vedere, se ci riuscite, però provo a mimarla. Allora, nella riga sopra e in questa riga qua voi vedete, eventualmente si può passare la luce se non riuscite a vedere, e vedete una cosa che noi adesso chiameremmo sommativa, cioè si danno i numeri 1, 2, 3, 4 e 5. Quando si dice 1, 2 si fa la somma, 3 si fa la somma, 4 si fa la somma. Quindi diamo una quantità. Quello che vedete qui sotto è invece un numero di posti. 1, 2, 3, 4 e 5. Il primo dice una quantità, quindi dice un numero cardinale quel sistema. Quell'altro invece dice semplicemente un posto nella fila e quindi indica un numero ordinale. La prima numerazione che si ha scritta è quella dei Sumeri. Allora è una cosa attorno a 3500-3000 avanti Cristo ed è una numerazione mista a base 5 e 12, 5 per le dita della mano, 12 per le lunazioni in un anno, e quello che si vede sono quindi una base sessagesimale. Quello che vedete 1, 10, 60, 600, 3600 e 36.000. Ci si potrebbe chiedere, alcuni reperti sono stati trovati da cui è stata desunta questo sistema di numerazione. Ecco, se voleste scrivere il numero 1395 in quel sistema, vedreste accostati 5 unità
poi accostata una decina, poi accostate 3 sessantine e poi accostate 2 quantità da 600 ciascuna. Qui invece vedete una tavola che è scoperta nel 92, si vede male adesso riuscire a riconoscere qui, è una numerazione etrusca. Qui invece che esserci dei segni specifici, ci sono segni accostati anche a parole. Allora ci sono delle parole che indicano numeri, c'è il 2, c'è il 6, il 10, poi c'è un segno che forse voi riconoscete come la vecchia numerazione romana, 4, chi ricorda il 4 scritto così in numerazione romana, quello è del primo secolo dopo Cristo, prima erano proprio 4. E perché solo 4? Perché al solito vedere troppe barrette una presso l'altra non si riesce a distinguere se fossero 7, 8, quindi c'è bisogno proprio di interpretare, più di 4 è meglio non scriverne, se no non si tiene conto. Ecco, poi c'è una C rovesciata per indicare la metà.